per il Leeds, siamo contro il West Bromwich a Love Turns. Speriamo bene. Ragazzi, ho preso Jorginho. Mi avete consigliato pure il giocatore, ho visto Jorginho a Verona in Serie B a 2 milioni di euro. Perfetto per il centrocampo. E mercato chiuso, chiaramente. Il modulo un po' offensivo, mi avete detto che forse è un po' rischioso, non voglio provarlo. Mi hanno dato anche il rinnovo per altri 3 anni con il Leeds, dopo la stagione devastante dell'anno scorso con 110 punti e i quarti di finale di FA Cup. Sarebbe bello, e anche di, di Capital One, sarebbe bello cominciare anche con, però no, offensiva magari no. Cominciamo con controllo fuori casa in Premier, non vale che voglio subito fare il figo sinceramente. Oggi facciamo solo 2 partite per fare il debutto, quindi questa e un'altra. Vediamo un po' come gira questa squadra che ha degli innesti anche nuovi, l'ho allenata molto sulla forma fisica e sull'intesa squadra, sull'affiatamento, proprio per svegliarli un po'. Bella, proprio un debutto in Premier meraviglioso. Beck, Kevin De Bruyne, Austin, Noble, Noble, esperto Noble, Noble peccato, recupera il West Bromwich. Occhio ragazzi, occhio ragazzi. Bravo Cracker Doria, recupera molto bene Austin, ma la riperdiamo. Occhio Williams, Williams. Ma dov'è il rigore? Ma vai a fare un salto in culo da tua madre, Dio santo, dai. Long, e c'è il gol, ma vaffanculo, non era mai rigore, mai rigore. Non era mai rigore. Che schifo, che schifo. Come cominciare in Premier? Cos'è con una ladrata? No, la squadra non mi è piaciuta però, eh. Non sta giocando male. Mentre che era Timo Werner. E proviamo Jorginho. Mentre che non ha fatto una gran prestazione, eh. Scusate, fioi. Vai. Dai ragazzi, svegliamoci adesso però, eh. Tarapt. E questa è l'emozione del debutto. 8 gol, mamma mia, mamma mia. Oh ragazzi, si svegliamo o no? Almeno un punto lo voglio portare a casa, non esiste che la prima non devo perderla. Kevinone De Bruyne. Ma vai a fare un salto in culo da tua mamma. Dai un pareggino, dai un pareggino. Doria ha fatto molti errori oggi, bene. Che fastidio, che fastidio. Dai cazzo, cerchiamo di portare a casa sto pareggio, almeno un pareggio. Madonna, che inizio difficile. Beck, Nobel, neanche un'azione abbia fatto. Beck, Beck, Nobel. Ma vai a fare in... Dai però, sveglia! Vai De Bruyne, Werner, il giovane Werner Ocampos, e c'è il gol, non è fuori gioco, Lucas Ocampos, sempre lui, come l'anno scorso. Grandi ragazzi, grandissimi. Abbiamo salutato Diouf, Martins, che bello, molto eccitante sentire il commendone soffiarsi il naso, ma questo è il bello della diretta ragazzi. Dovete sapere tutto di me, quando mi soffio il naso. Vai, 77esimo, dai cazzo pareggiamo, una che va benissimo. Giorginio, bellissimo. Werner, Tarapt, entra in area, Tarapt! Oh, Campos traversa! Ma cosa fa Ocampos? Che cos'è Ocampos, ragazzi? Che giocatore straordinario! Che giocatore straordinario! Young Ambigua, errore di Young Ambigua, no, Fio, non stiamo a parlo, non stiamo a parlo. Contropiede. No, ma da... Gran Madonna, cosa ha fatto il portiere? Cosa ha fatto il portiere? Cosa ha fatto il portiere? Tutti in difesa adesso, teniamo sto punto, sto primo punto in Premier. Non siamo contro un squadrone, però la prima partita ci sta un po' di tensione. Vai Sommer, buttala su. Liz, Young Ambigua, Grimaldo. Teniamo palla, perdiamo tempo. Mark Noble, De Bruyne, Jorginho, Jorginho Noble,
Noble. Ocampos, fallo, porco. Fallo, merda umana. Ma dai, però. Subito aggressivo allenatore del Leeds. Che ritorna dopo tanti anni in Serie A in Premier. Jorginho, bravissimo. Kevin, non ne facciamo girare palla così, Noble. Foster, rinvio di merda, invece no, bellissimo rinvio. Ma recupera ancora Jorginho. Tarapt, vabbè, Adel. Vai! Ocampos! Errore scandalosamente scandaloso di Luigino Ocampos, ma non ci credo. Ma no, era il gol del 2-1, Kevin e De Bruyne. De Bruyne, ancora De Bruyne. Foster c'è. Va bene con pareggio, raga, va bene anche un punto, va bene anche un punto fuori casa. Bravo Summer. Dai che è finita, dai che è finita. Buttala su. Oh, 1-1, non male, non male. Abbiamo giocato bene, ma va bene anche un punto. Da rivedere il modo, da rivedere certi giocatori. Però insomma dai, un primo punticino in Premier fa sempre storico, dai. Raga, seconda partita, debutto all'Allen Road. Ha fatto parecchi cambiamenti per vedere un po' anche il debutto di altri giocatori. Quindi adesso al primo minuto riparte la difesa con Liz e Doria, e Cracker Doria. Poi ho messo Ledley a centrocampo, che Austin, ma vediamo. Il parametro unico che sta calando, però sicuramente Ledley è più forte. E Boga a sinistra che lo voglio provare, e Werner come lo mettiamo titolare, proviamolo. Chiaramente non mi sono dimenticato di Benteke, solo che voglio fare anche delle prove. Siamo con una squadra che ho sempre, insomma, che ho affrontato l'altro anno senza troppi problemi, però qua siamo in Premier Division, quindi lo sapete, cioè non è la stessa cosa, le motivazioni. Proviamo subito ad attaccarli. Qua ho già sbagliato perché comunque, vai. Bisogna capire anche questo modulo, onestamente, perché comunque è un modulo molto più aggressivo. Ho due mediani belli tosti, forti marcatura, però sono sempre due, insomma. Vediamo l'Elland Road. Sei contento di rivedere il Leeds nella Premier Division. Dopo il primo punticino preso contro il West Bromwich. Occhio, bravo Doria. Cracker Doria, Lidley. Boga, vediamo Boga. Werner, Werner, Kevinone. Ocampos, mamma. Certo che però ragazzi Lucas Ocampos è Lucas Ocampos. Magari si mangia un po' di gol però. Forse il giocatore è un giocatore più pronto. Forse Ledley, mamma mia. Mi piace, questo inizio mi piace però. Oh. Tanto il Chelsea è già in vantaggio con William. Attenzione, corner, corner. Buttala via, buttala via. Bravo Campos, se ne va, Lucas se ne va, Lucas se ne va. Nobile, nobile, il nobile, il nobile, il nobile però Campos. Mettila in mezzo, mettila in mezzo. Mamma mia Lucas, mamma mia Lucas, mamma mia Lucas. Che gol ragazzi, che gol di Ocampos. Che gol di Ocampos, la vera stellina di questo Leeds United. Ocampos è una persona straordinaria. Diciamo che anche la Premier League non lo spaventa, eh? Occhio. Marchiamoli ragazzi, c'è il centrocampo, soffriamo un po' la... eccolo là, mamma mia. Soffriamo un po' in centrocampo, adesso bisogna capire perché chiaramente con le ali e tutto è dura anche fare... o fare la difesa a 3, ma anche no. Non lo so onestamente. Devono imparare a giocare anche così, cazzo. I due mediani devono farci un culo così. 8 gol. Mamma mia che traversa, che tre, sarà una sofferenza sta primo anno in Premier. Due di recupero, due di recupero. 4-0 del Chelsea. Ok, Werner un po' in difficoltà, nel senso l'ho visto proprio poco, ma d'altronde adesso devo fare anche delle prove. Nelle prime partite sono comunque sempre anche delle prove generali. E mettiamo... Lise è molto stanco, ora vai di Young ambigua. L'ultimo cambio sarà Jorginho. Vai, vai Boga. Ladley, Kevin De Bruyne. Ah. Green recupera.
vai che Vinone, la metti in mezzo Doria! Incornata di Cracker Doria! 2-0, 2-0, assist di De Bruyne. Il Leeds, c'è. Oh Leeds, 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 oh Leeds. 8 gol, incredibile. Ostin. 2-1. Porca puttana. Calma adesso, calma, non perdiamo la testa. Lo stadio è più pieno comunque, meno male. Occhio ragazzi. Occhio. Dai però cazzo, proprio aggressivo il centrocampo, porca puttana. Non ci credo, 2-2. Alejandro Forlin. Incredibile. Incredibile. Incredibile ragazzi. Dai Green. Da 2-0, da 2-0. La squadra nel secondo tempo dorme. Occhio, no beh, cioè Fioi. Mamma mia, sarà una Premier League di una difficoltà infinita. Ma guarda che bisogna rubare la palla agli avversari. Cioè, non è che c'è un regolamento che tu non puoi rubare la palla agli avversari. Cioè, Fioi no, veramente, perché... Aia, bravo. Mettiamo Jorginho, che anche lui è molto forte. Anche lui è buono in marcatura. Che io voglio centrocampisti così, più difensivi. Allora, guarda che vincevo 2-0, incredibile. Incredibile, incredibile. Ora William, 4 gol, 6-1 del Chelsea, mamma mia. 91esimo. Buttati via 2 punti, rimandate la prima vittoria del Comendone in Premier. Ma vaffanculo, va raga, un saluto dal Comendone veneziano. Prima partita giusto il pareggio qua, proprio buttata via la partita, siamo ancora inesperti, tanto giovani, però con pazienza, arriverà anche il momento del Leeds United. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.